Abbiamo qualcuno, chi è Olga del Madagascar? Prima qua davanti a me, una persona molto molto importante, è l'organizzatrice di questo evento. Com'è Olga del Madagascar? Ines! Olga del Madagascar è una persona meravigliosa, piena di vitalità, una voce splendida e soprattutto i temi che lei canta sono dei temi reali, che sono dei temi veramente importanti, sono dei temi che noi sentiamo sempre parlare, la radio, la televisione, ma che lei racconta a livello suo esperienziale, e perché lei li ha vissuti e quindi è molto molto bello, e ieri sera ha fatto un concerto magnifico. Grazie, eccoci qua, siamo con Giacomo, lui è il sindaco di Ostana. Adesso chiediamo un po' di lui, la ragazza, diciamo la ragazza che ha cantato ieri sera. E quindi com'è la ragazza, lì la ragazzina, dai, racconta un po' di lei. Com'è? Ho sognato tutta la notte. Ah, hai visto? Ho sognato tutta la notte. Hai fumato un po' con lei? Dire qualcosa. Cantavo insieme, Sì? Wow! però avevamo musiche un po' diverse. Un po' diverse, sì, ma musiche parlano tutte e due di cose molto più, come dice, Paradiso. paradiso. Wow, wow. E com'è la sua canna? Perché lo so che tu hai fumato la sua canna, com'è? Quello che mi ha dato il paradiso. È paradiso, in pieno, vero? Grazie mille, dai. Quindi ti è piaciuto tanto, quindi grazie. Grazie, torneremo a trovarti. Di nuovo alla canna. Sì, sì, torneremo, grazie. E lui Flavio Giacchiero, avete visto com'era ieri sera? Itanare Wis Flavio Giacchiero, Itanare bomba musicale, veramente. Adesso tocca a lui a dire qualcosa. Mi ha sempre domandato a lui, adesso tocca a lui, domando io invece, no? Quindi cosa dici su Olga del Madagascar? Su Olga del Madagascar dico che posso dire che è una meraviglia di persona, perché io sono sensibile, anche un po' timido, e con lei ho trovato un rapporto molto diretto, spontaneo. Devo dire che ho riconosciuto in lei, io nato nelle Alpi, lei è nata nella foresta del Madagascar, ma in realtà chi nasce in un luogo profondamente, diciamo, tradizionale, naturale, è molto simile, e quindi per questo devo dire che ci siamo trovati molto bene.